Esplode la guerra tra Udinese e Comune dopo le osservazioni dell'ANAC. Rigotto, pronti a interrompere la concessione, chiederemo un rimborso di 48 milioni, andremo via. Pazian di Prato apre le porte ai bianconeri. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo senza indagati, senza titolo di reato sulla morte di Trevisan, il 35enne di San Vito del Tagliamento, deceduto ieri all'ospedale di Udine mentre attendeva di fare un TAC. Inaugurato in Friuli il laminatoio green più innovativo al mondo, l'impianto dell'ABS di Cargnacco ha richiesto 190 milioni di investimento e potrà sviluppare fatturato per 200 milioni. Giorgetti, orgoglio per l'intero paese. Siamo partiti come Cenerentola, oggi siamo tra i primi 3 costruttori di impianti al mondo, il nostro obiettivo è di essere primi in 3-4 anni, così il presidente del gruppo Gianpietro Benedetti. Non curare adeguatamente il proprio cane, un Siberian Husky è costato caro a un giovane della Bassa, il tribunale lo ha condannato a un'ammenda di 800 euro al pagamento delle spese processuali. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'Udinese Calcio è pronta a lasciare lo stadio Friuli Dacia Arena. La società bianconera, il giorno dopo le osservazioni dell'autorità nazionale anticorruzione sull'accordo con il comune di Udine, alza i toni della polemica e si dice pronta a togliere il disturbo. Chiederemo rimborso di quanto investito in questi anni, dice il direttore amministrativo Alberto Rigotto, e stiamo valutando altre opzioni. Un fulmine a ciel sereno che scoperchia un vaso fatto di anni di cause, sentenze e aule di tribunale. I rilievi dell'autorità nazionale anticorruzione riaccendono le polemiche tra Comune di Udine e Udinese sulla Dacia Arena a partire dal nome, e l'Udinese minaccia di lasciare Udine. L'ANAC contesta diversi punti dell'accordo tra municipio e società bianconera: omesso controllo sui lavori di manutenzione, la fideiussione presentata dall'Udinese alla stipula del contratto, la modifica del nome dello stadio e l'interruzione dell'iter dei lavori migliorativi per quanto riguarda in particolare piscina, uffici e sala congressi. E in risposta a questo dossier l'Udinese ha deciso di rispondere duramente. La società, con un comunicato sul sito ufficiale, si dichiara pronta a lasciare la Dacia Arena, chiedendo la risoluzione anticipata del contratto con il comune a fronte delle presunte inadempienze rilevate dall'ANAC. Questa decisione, si legge nel comunicato, giunge anche a seguito delle pretestuose e reiterate contestazioni subite in questi ultimi anni dall'Udinese Calcio. Il club chiederà inoltre il rimborso di 48 milioni e 530 mila euro, somma pari alle spese sostenute per i lavori di abbattimento e ristrutturazione dell'impianto. Una decisione shock dell'Udinese a cui fanno eco le parole del direttore amministrativo Alberto Rigotto. Siamo pronti a recuperare vecchi progetti antecedenti alla ristrutturazione di questo stadio, che stiamo seriamente pensando di abbandonare chiedendo la risoluzione del contratto di concessione. Non si tratta di una boutade, conclude Rigotto, ma se si ritiene che il problema sia l'Udinese, siamo pronti a togliere il disturbo. Nessuna polemica con l'Udinese, ha commentato invece il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Ho proposto di cercare delle soluzioni condivise tra comune e società bianconera. L'ANAC mette l'accento sul concludere i lavori, spiega Fontanini, in particolare per quello che riguarda gli uffici, il centro congressi e la zona wellness. La volontà del comune è quella di collaborare con l'Udinese, facendo però valere le nostre ragioni. L'obiettivo però, conclude il sindaco, è che non ci siano conseguenze per la città. E il sindaco di Pazian di Prato, Andrea Pozzo, si dice pronto ad accogliere l'Udinese se decidesse di lasciare lo stadio Friuli. Il progetto è pronto, siamo in contatto continuo con la dirigenza bianconera, possiamo realizzare da noi la nuova casa dell'Udinese. Sindaco Andrea Pozzo, l'Udinese ha minacciato di lasciare lo stadio Friuli e ha già individuato la prossima sede, Pazian di Prato. Si tratta in realtà di un progetto non nuovo, questo è precedente ancora alla realizzazione del Dacia Arena. Pazian di Prato era una delle sedi possibili per l'Udinese, ora l'Udinese ci chiede di poter portare la propria casa per le attività sportive a Pazian di Prato. Pazian di Prato è sicuramente pronta per tutte le sfide, pronta anche per questa sfida. I progetti ci sono, noi ci stiamo sentendo in queste giornate. L'Udinese sta seriamente pensando a questa soluzione. Che stadio sarebbe? Sarebbe su quello già esistente? Come verrebbe? È chiaro che ci sarebbe una trasformazione completa di quello esistente, anche se nasce su quello esistente. Quindi avremo uno stadio estremamente moderno, uno stadio con la possibilità per il pubblico di avere la visione diretta sul campo senza nessuna interclusione, con gli spazi necessari. Per questo dico che il progetto già esiste e può essere realizzato, anche perché diciamo che la struttura ha delle caratteristiche per poter essere trasformata
trasformata sicuramente in un luogo dove vengono svolte le attività sportive, perché gli spazi ci sono. È evidente che a questo punto io immagino che si voglia andare avanti con l'idea della cittadella dello sport, che potrebbe anche essere a questo punto in un accordo, una struttura di proprietà dell'Udinese. In cambio di questo l'amministrazione comunale organizzerebbe al meglio le strutture per le proprie SD. Quanti anni penso ci vorrebbero? Ma io non lo misurerei in molti anni. Inaugurato in Friuli il laminatoio green più innovativo al mondo. È l'impianto dell'ABS di Cargnacco. Ha richiesto 190 milioni di investimento e potrà sviluppare fatturato per 200 milioni. Un gigante ingegneristico unico nel suo genere, nuovo riferimento del mondo della vergella per produttività, sostenibilità, sicurezza ed innovazione. A 838 giorni dalla posa della prima pietra è entrato in funzione a Cargnacco il laminatoio più moderno ed innovativo al mondo, destinato potenzialmente a guidare la transizione green dell'acciaio. Si tratta del Quality Wire Rod 4.0, il nuovo impianto di ABS che ha richiesto un investimento di 190 milioni e il coinvolgimento nel progetto di 2100 persone. Sono 158 i nuovi posti di lavoro. A premere il pulsante che ha attivato il laminatoio è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presenti tra gli altri il presidente del gruppo Danieli Gianpietro Benedetti, il CEO di ABS Stefano Scolari, gli assessori regionali Bini, Scoccimarro e Rosolen. L'impianto ha una capacità produttiva di 500.000 tonnellate di vergella all'anno, è stato realizzato in 20 mesi e a regime può sviluppare un fatturato di 200 milioni. Grazie al nuovo laminatoio, quello di Cargnacco è l'unico polo in Europa in grado di produrre in un unico sito l'intera gamma di prodotti da 5 a 500 mm. Durante il percorso, l'acciaio raggiunge una temperatura di 1130 gradi ed una velocità massima di 460 km/h. Le caratteristiche dell'impianto consentono di personalizzare le proprietà meccaniche del prodotto finito. Questa acciaieria è stata progettata per sfruttare al massimo l'intelligenza artificiale. Il centro di comando consente di effettuare azioni e manovre a distanza, permettendo di evitare la presenza di operatori in linea. Il gruppo Danieli si pone alla guida della transizione green dell'acciaio, una siderurgia a basso impatto e a bassissime emissioni. L'impianto è alimentato da un forno a gas brevettato Danieli, capace di ridurre i consumi, abbattere le emissioni e dimezzare gli scarti dovuti al riscaldamento del materiale. Il prossimo obiettivo è quello di incrementare la produzione. Aumentare la produzione del 40%, che però va di pari passo con il restare competitivi, quindi per restare competitivi sono molte le sfide, perché noi esportiamo in tutto il mondo, come dicevamo prima, e abbiamo competitor di tutto il mondo, quindi in realtà la competitività si fa sì con la tecnologia ma anche con i dettagli. È un impianto unico al mondo per tutta una serie di tecnologie e di soluzioni che in molti casi sono prototipi, che appunto permettono di avere una produzione con riduzione degli scarti, riduzione dei consumi, una flessibilità unica. Durante la cerimonia di inaugurazione è stato proposto un contributo del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che riferendosi al nuovo impianto ha parlato di orgoglio per l'intero paese. Senza imprenditori non c'è economia. Lo Stato deve fare quello che deve fare, regolare, indirizzare e rispettare chi in qualche modo ci mette del suo, chi con coraggio investe nel futuro, accetta le sfide e come avete fatto voi, come ha fatto ABS, un investimento di questo tipo in un periodo come questo, in un settore che ovviamente accetta le nuove sfide anche poste dalla transizione ecologica, è un orgoglio non soltanto per voi ma anche per il Paese. Presente alla cerimonia di inaugurazione anche il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato come l'esempio positivo di ABS possa essere un volano per tante altre realtà regionali. Presidente, è un importante obiettivo quello raggiunto oggi, peraltro la nostra Regione in questo modo può fare da apripista, diventare guida su un fronte, quello della siderurgia verde, che avrà un ruolo sempre più importante. Sì, non solo sulla siderurgia, penso che questo impianto è un esempio sicuramente per il suo settore, ma l'utilizzo della ricerca dell'industria 4.0, l'utilizzo della sostenibilità per proprio tutto il processo produttivo
e soprattutto la capacità di combinare questi due fattori con la competitività internazionale è un valore aggiunto che deve essere da guida per tutte le realtà di produzione. Penso adesso con la grande sfida del PNRR, penso che questa possa essere un esempio magnifico. Oltretutto voglio ricordare che in Friuli Venezia Giulia con questo impianto c'è il migliore impianto al mondo del settore. Il ministro Giorgetti ha parlato di orgoglio per l'intero paese rispetto a questo impianto. Io penso che sia un orgoglio europeo questo, se vogliamo guardare anche più ampio, non solo italiano e non solo ovviamente del Friuli Venezia Giulia. Perché oltretutto il valore di avere un'impresa così altamente innovativa nel nostro territorio crea l'effetto emulazione. Anche magari i piccoli possono avere un punto di riferimento e quindi è un treno dove c'è una locomotiva ma ci sono dei vagoni che vanno alla velocità della locomotiva e questo ovviamente sono le grandi imprese, è il pubblico che deve incentivare, la locomotiva sono questi. Il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, ha invece tracciato il percorso della multinazionale di Butrio nel futuro. Il nostro obiettivo, ha detto, è essere primi al mondo entro qualche anno. Noi come Danieli eravamo partiti 30 anni fa, eravamo la Cenerentola, anche noi, non solo l'ABS, su circa un 40 costruttori mondiali di impianti. Adesso siamo sui primi 3, dentro i primi 3, forse siamo secondi. Il nostro obiettivo è diventare il numero 1 nei prossimi 3-4 anni, se ci riusciamo, così per vincere. Però nel frattempo, mentre sono falliti di quei 40 iniziali, saranno rimasti in 5, sono tutti chiusi. Gli americani sono chiusi, gli inglesi sono chiusi, i francesi sono chiusi, i giapponesi hanno comprato gli austriaci, stanno nascendo i cinesi. In Cina ci sono circa 20 aziende che fanno il nostro lavoro. Quindi con la nostra azienda in Cina il nostro obiettivo difficilissimo è competere nei costi con i concorrenti cinesi e non ci riusciamo ancora, però questo è l'obiettivo, altrimenti sarà dura. Primo semestre in termini di ordine fatturato leggermente meglio dell'anno passato, perché stiamo facendo la metamorfosi 3. Cioè abbiamo messo in discussione i nostri costi, la nostra competitività, il nostro modo di operare, la nostra lentezza, la Madonna, tutte quelle robe che ti uccidono e stiamo ottenendo dei miglioramenti. Anche la vicepresidente di ABS e presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha commentato positivamente l'inaugurazione, ricordando l'importanza dell'azienda per le ricadute sul resto dell'economia. L'inaugurazione di questo impianto è stata anche occasione per ricordare il contributo che il gruppo dà in termini economici a questo territorio. E negli ultimi 5 anni il nostro gruppo, che è formato da quasi 9.000 persone, ha pagato una tassa IRAP pari a quasi 13 milioni di euro e se pensiamo che l'IRAP, la base imponibile IRAP, è formata dal fatturato meno costo del venduto, meno costo del personale, ma di attività esclusivamente svolte sul territorio italiano, pensiamo che delle 9.000 persone di Danieli il 50% solamente è in Italia, l'altro 50% è nel resto del mondo, allora capiamo che 13 milioni di euro per solo il 50% del nostro gruppo, come gettito IRAP alla nostra regione per il sostegno delle spese sanitarie, è un contributo davvero importante. All'interno delle nostre 9.000 persone il 63% è fatto dai cosiddetti colletti bianchi, quindi significa specializzazioni di alto grado. Questo ha permesso negli anni di far sì che lo stipendio medio del territorio continuasse a crescere. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo senza indagati e senza titolo di reato sulla morte di Davide Trevisan, il 35enne di San Vito al Tagliamento, deceduto ieri all'ospedale di Udine mentre attendeva di fare un TAC. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo senza indagati e senza titolo di reato sulla morte di Davide Trevisan, il 35enne di San Vito al Tagliamento, morto ieri all'ospedale di Udine mentre stava attendendo di fare un TAC. Sabato scorso l'uomo era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale sanvitese, poco lontano dalla sua abitazione nella frazione di Gleris, dopo un incidente nel giardino di casa dove era caduto da una scala ed era stato portato all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Era cosciente anche se all'inizio aveva perso i sensi, sanguinava dal naso e dall'orecchio. Dalla struttura sanitaria di San Vito era stato trasportato
ricoverato all'ospedale di Udine per ulteriori approfondimenti per un sospetto trauma cranico. La procura di Udine ha ricevuto una lettera dall'avvocato della famiglia del 35enne, nella quale è stata segnalata la vicenda e nelle prossime ore il sostituto procuratore Elisa Calligaris valuterà come procedere per fare luce sul caso. Tenere in maniera non adeguata il proprio cane è costato caro a un giovane della Bassa. Il Tribunale di Udine l'ha condannato a un'ammenda di 800 euro e al pagamento delle spese processuali. Tenere male il proprio cane può costare salato, come ha scoperto a proprie spese una 24enne della Bassa Friulana. La ragazza, infatti, è stata condannata dal giudice monocratico Nicolò Giannesini del Tribunale di Udine al pagamento di un'ammenda di 800 euro per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, come chiesto dal vice procuratore onorario Alessandra D'Aversa. I fatti contestati dalla pubblica accusa riguardavano il modo con cui era detenuto un Siberian Husky, ovvero in condizioni igieniche e sanitarie precarie, senza adeguata protezione dalle intemperie e adeguata alimentazione. In particolare, l'uomo era segregato sul terrazzo senza adeguato movimento, tanto da avere un tono muscolare scadente. Il terrazzo, inoltre, emanava uno sgradevole odore per la mancanza di pulizia e il cane, visto lo spazio limitato, saliva sul cornicione della casa con grave pericolo della propria incolumità. La donna, oltre all'ammenda, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Avevano rubato 70 kg di cavi in rame in un capannone dismesso a Spilimbergo, ma i carabinieri li hanno sorpresi mentre scappavano. Così sono finiti in manette 3 rumeni domiciliati a Sequals. Vediamo il servizio. Pensavano che il colpo fosse facile e il bottino ingente, così 3 uomini domenica scorsa sono entrati in un capannone abbandonato nella zona industriale nord di Spilimbergo per sottrarre materiali e cavi elettrici da una ditta non più attiva, ma non l'hanno fatta franca. A scoprirli è stata una pattuglia dei carabinieri di Spilimbergo impegnata nelle quotidiane attività di controllo del territorio, insospettita, vedendo movimento in un capannone che avrebbe dovuto essere chiuso. I militari hanno così notato 3 individui che alla loro vista sono saliti a bordo di un furgone bianco scappando. I carabinieri sono riusciti a raggiungerli e fermarli, trovandoli con la refurtiva a bordo, circa 70 kg di cavetteria in rame, una lampada d'emergenza e un meccanismo di chiusura di una porta. I 3, risultati tutti di nazionalità rumena, tra i 37 e i 22 anni, domiciliati a Sequals, prima sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti e quindi arrestati e condotti in carcere. Sono 45 nuovi casi di Covid oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.630 tamponi molecolari e test rapidi realizzati. Si registra un decesso. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, 3 in tutto, mentre i pazienti negli altri reparti sono 29. Scendono a 4.665 le persone in isolamento. E il 70% della popolazione over 40 del Friuli Venezia Giulia si è prenotato per la vaccinazione anti-Covid. La percentuale complessiva si abbassa al 63%, comprendendo anche la categoria dai 16 ai 40. Per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, almeno il 75% della popolazione, bisogna lavorare su tutte le fasce d'età, anche su quella dei più giovani, spiega il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, e per fare questo servono più dosi di vaccino a loro riservato, quello Pfizer e Moderna. Non licenziare ma convincere, per il Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga è questa la strada da seguire per il personale sanitario che rifiuti la vaccinazione. Dobbiamo far capire l'importanza di tutelarsi principalmente per le professionalità sanitarie, lo ha detto ai microfoni di Radio Capital, riferendosi all'ipotesi del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di licenziare medici e infermieri che rifiutano la vaccinazione. Mi auguro che questa campagna possa essere sempre più presente per tutti i cittadini, ha aggiunto Federica, perché c'è una piccolissima parte che non vuole vaccinarsi e un'altra che ha ancora paura perché ci sono informazioni contrastanti. Per Federica potrebbe essere utile un incentivo proattivo per invitare le persone a vaccinarsi come mail e chiamate. Il governatore ha detto di auspicare che ci sia un'apertura del Ministero della Salute sulla proposta di utilizzare il Green Pass per poter tornare a ballare in discoteca e si è detto convinto che il ritorno alla normalità passi attraverso i vaccini.
Ultimo giorno di scuola, giovedì, poi scatteranno esami e vacanze. L'estate degli studenti sarà caratterizzata dal rientro in classe per attività a carattere di socializzazione, della vaccinazione, alla quale gli studenti sono pronti a ricorrere in massa per i pressi di una vera lezione per gli adulti. L'ultima campanella di un anno complicato sta per suonare. Giovedì si concluderanno le lezioni in regione con gli esami di terza media già pronti a partire, seguiti poi dalla maturità al via dal 16 giugno. E così il mondo della scuola si prepara ai mesi estivi a metà tra relax e attività in aula. Il piano estate del Ministero parla soprattutto di un recupero di socialità, quindi di offrire opportunità, occasioni ai ragazzi per fare cose insieme, liberi da problemi di valutazioni, verifiche e voti, realizzando magari in modalità laboratoriale, cooperativa, attività anche nuove, anche diverse rispetto al curricolo scolastico. Molti istituti hanno programmato qualcosa oltre ai tradizionali corsi di recupero, insomma in questa fase di giugno, inizi di luglio, e per settembre invece fine agosto e prima parte di settembre tutti gli istituti stanno progettando delle attività. L'estate servirà anche ai ragazzi, soprattutto delle superiori, per vaccinarsi. Mi pare anche nel colloquio, insomma nello scambio con i colleghi, di poter capire che il fenomeno Novax non riguardi per fortuna il mondo dei giovani. In questo ci danno anche una lezione, no? Danno anche una lezione al mondo adulto. Forse sono anche spinti, diciamo così, da questa voglia che hanno di godersi un po' di libertà, di riprendere insomma un po' di normalità nella loro vita. Dopo la protesta del panino messa in atto a fine maggio dagli alunni della scuola elementare Alberti di via Baldasseria Media, i genitori, contrariati dal servizio mensa attivato negli istituti comprensivi di Udine, tornano alla carica. Mamma e papà si ritroveranno infatti ai piedi di Palazzo d'Aronco venerdì 11 giugno alle 11:30 per manifestare contro quello che considerano un servizio di refezione inadeguato, assolutamente da migliorare in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico. Ad organizzare il picchetto un gruppo di genitori di primaria e secondaria recentemente autocostituitosi, che non vuole che la questione non sia abbandonata né rimandata. È un problema che non può essere dimenticato con la fine della scuola e che non possiamo trascinare a settembre, spiegano i referenti del picchetto in un messaggio WhatsApp che in queste ore sta rimbalzando di cellulare in cellulare fra i gruppi dei genitori. Siamo pronti a manifestare con un sit-in anche per dare supporto e ulteriore slancio al forte e prezioso impegno dei rappresentanti mensa delle scuole cittadine, precisano gli organizzatori. 5 sindacati a sostegno della scuola scenderanno in piazza domani a Trieste e contemporaneamente ad altre città italiane. Sono 5 le organizzazioni sindacali che domani scenderanno in piazza contro il decreto legge sulla scuola predisposto dal governo. CGIL, CISL, UIL, SNALS e ANIEF chiedono che il decreto tenga conto di quanto stabilito nel cosiddetto Patto per la scuola al centro del paese, siglato proprio prima che venisse emanato il decreto. Domani saremo in tutte le principali piazze italiane, spiega Ugo Previti, segretario della UIL Scuola del Friuli Venezia Giulia, per sensibilizzare i parlamentari delle rispettive regioni ad apportare al decreto le modifiche contenute nel patto. Per il Friuli Venezia Giulia la manifestazione si terrà a Trieste in Piazza Unità dalle 11 alle 13. È prevista la partecipazione di una 60ina di persone in rappresentanza di tutte e 5 le sigle sindacali nel rispetto delle norme anti-Covid. Nella nostra regione, conclude Previti, i precari costituiscono il 45-50% della forza lavoro della scuola, pertanto è indispensabile che siano stabilizzati tutti gli abilitati, gli specializzati e quanti hanno al loro attivo 3 anni di servizio. Tra le richieste figurano inoltre il rafforzamento degli organici a partire dalla conferma dell'organico Covid, la riduzione del numero massimo di alunni per classe e la possibilità di partecipare a un nuovo concorso anche in caso di mancato superamento del precedente. Pensava di vendere un immobile, invece gli furono sottratti 7.000 euro. Il Tribunale di Udine condanna per truffa un 67enne di Tavagnacco e un 27enne di Manzano. Con la scusa di acquistare un immobile avevano contattato un 75enne di Mossa, ma poi uno di loro gli sottrasse 7.000 euro. 2 uomini sono stati condannati a 2 anni e 1 mese di reclusione ciascuno per truffa. È la pena comminata dal giudice monocratico Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine al 67enne di Tavagnacco Giancarlo Udorovic e al 27enne di Manzano Giuseppe Braidic. I 2 erano stati accusati di furto, reato poi riqualificato in truffa. Assolta invece una terza persona. I fatti contestati risalgono al gennaio 2019,
2019, quando i due condannati e la persona offesa concordarono l'acquisto di un immobile a Gorizia per 600.000 euro. Brajdic chiese al venditore il favore di cambiargli la somma di 10.000 euro e a febbraio i due si incontrarono nella sua abitazione, dove il truffato gli consegnò 7.000 euro in biglietti da 50 e 100 euro. Poi il padrone di casa si dileguò con un pretesto per non fare più ritorno. Il difensore di Udorovic, l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, e quello di Brajdic, l'avvocato Domenico Servillo del Foro di Brescia, hanno annunciato l'intenzione di presentare ricorso. La Cavarzerani di Udine è pronta a ospitare 200 migranti in quarantena grazie alla realizzazione di una nuova struttura che ha una capienza di 120 persone. Udine si sta preparando a un eventuale incremento d'arrivi di richiedenti asilo dalla rotta balcanica e all'interno della Cavarzerani è stata allestita una nuova area di emergenza. Lo riferisce il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, sottolineando che essendoci l'obbligo di tenere le persone in quarantena, si è pensato ad approntare sempre all'interno dell'ex caserma una struttura di riserva che ha una capienza di 120 persone. Separata dall'intero contesto e attualmente vuota, è stata allestita per rispondere a eventuali emergenze. Comprende una serie di tende ed è dotata di servizi igienici con docce e bagni adeguati. In vista dell'estate, che ogni anno è segnata da un aumento di ingressi di richiedenti asilo, ci siamo preparati, continua Marchesiello, con una struttura che complessivamente può ospitare in quarantena 200 persone. Negli ultimi 15 giorni a Udine e nel suo hinterland sono stati rintracciati almeno 300 migranti giunti in Italia attraverso la rotta balcanica, provengono per lo più da Pakistan e Afghanistan e sono in fuga dai campi profughi allestiti in Bosnia. Nella maggior parte dei casi, come ci spiega il prefetto, sono stati smistati in centri di altre province e fuori regione. Attualmente i richiedenti asilo a Udine sono 170, un'ottantina si trova in quarantena in un'area isolata realizzata sempre all'interno della caserma Cavarzerani, dove al momento, conclude Marchesiello, la situazione è sotto controllo. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con le notizie sportive, Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.